volevo aggiungere solo due cose. Uno è la domanda, diciamo, che è emersa e che emerge sempre è come si fa, come nasce la rete, no? Come si fa a fare rete? Beh, intanto lo stiamo già facendo, perché il fatto che oggi siamo qua, io faccio già rete con Cristiano, anche se facciamo lavori diversi, ma ci incontriamo su una serie di obiettivi. Faccio rete con le aziende come la sua che fanno consegna a domicilio, la facciamo già la rete. Come si crea una rete in un posto dove non c'è? Cioè come si incontrano i produttori con i consumatori? Così i gruppi d'acquisto sono nati da 3 o 4 famiglie che hanno detto: beh, perché non andiamo a fornirci direttamente dai produttori? Come si fa? Cerchiamo i produttori. Quindi il dovere che abbiamo noi produttori è farci conoscere assolutamente nel territorio, quello non lo dobbiamo fare. Il dovere dei consumatori, che come diceva Franco sono quelli che hanno il potere d'acquisto, e questo che oggi è un vero potere, quella moneta, i consumatori si incontrano, quelli che sono già diventati consapevoli, e se la raccontano e dicono: bene, il formaggio lo possiamo prendere da uno? Ci ragioniamo? Sì. Quanto ce lo fai il formaggio? Ce lo fornisci tu tutto l'anno, magari diventi anche bravo a farne tipi diversi, eccetera. E noi te lo paghiamo a un prezzo giusto per te. Si inizia così. E queste esperienze stanno nascendo, quindi un gruppo d'acquisto può nascere anche già da qui. Lasciate l'indirizzo, vi rivedete un'altra volta, chiamate Samuel e dite: Samuel, siamo pronti, siamo 20 famiglie, ci vediamo ogni giorno nel garage di Antonio per portarci la verdura, e lui vi porta le cassettine a tutti quanti lì, e fate un gruppo d'acquisto. Poi cercate il pane, poi la carne, e piano piano cresce così, e vedrete che arriveranno altre famiglie che vorranno aderire al gruppo d'acquisto, e ci saranno periodi, come è capitato a Nuoro, che le famiglie sono in lista d'attesa perché non ci sono prodotti. Questo succederà. Quindi questa è una cosa. La seconda cosa importante sulla quale è fondamentale lavorare sono le mense pubbliche, dove mangiano i nostri bambini. Quello è una cosa fondamentale, su quello bisogna essere intransigenti. Noi 2 sabati fa abbiamo fatto un incontro al Bono, c'era l'amministrazione comunale, è emerso il discorso mensa dei bambini a chilometri zero. Il sindaco ha detto: ma noi ci abbiamo provato, però non abbiamo trovato i prodotti la prima volta, quindi è stato un po' massacrato dai presenti. Al secondo intervento ha detto: in effetti i prodotti ci sono, ma quel pasto che costa 4,50 € costerebbe 8 €. Va bene, quindi siamo rintervenuti e gli ho chiesto: allora, stiamo parlando di una differenza a pasto di 3,50 € per poter avere i prodotti locali. Gli abbiamo fatto i conti in tasca e erano una differenza di 630 € al giorno per 200 giorni di somministrazione pasta. Totale in un anno 120.000 €. Quindi abbiamo chiesto al sindaco: ma qual è, secondo voi governatori del paese e della comunità, qual è il problema più sentito della comunità? Il primo di tutti è il lavoro, no? Che è la caratteristica. Però il secondo dappertutto è quando diciamo che sembriamo pochi, no? È lo spopolamento. Abbiamo sempre questa idea che siamo sempre pochi. Qui il problema sentito che abbiamo in Sardegna è lo spopolamento, cioè la gente che va via dai paesi. Quindi abbiamo detto al sindaco: caro sindaco, se lo spopolamento è un problema sentito forte, qual è il valore da tutelare in assoluto prima di tutti gli altri nella comunità? I bambini. E allora questi 180 bambini al Bono, quelli a carbone zero, valgono 120.000 € o valgono di più? Troviamoli da sottoterra quei 120.000 €. Sono risultati 50 € a persona, a abitante di Bono. Basta che si quotino ogni abitante 50 € e si copre quella eventuale spesa aggiuntiva. Ma questa è un'ipotesi. Ma l'altro discorso qual è? Che qui 120.000 € in più gli altri 4,50 €, tutti quei soldi, anziché viaggiare fuori, rimangono nella comunità, tornano nelle tasche dei produttori, mio,
entrano dentro. Questo discorso la provincia del Medio Campidano l'ha fatto benissimo e in un anno il Medio Campidano sono passati dal 70% di prodotti esterni al 70% di prodotti locali nelle mense. Gli unici prodotti che stanno portando da fuori sono i legumi biologici certificati e adesso stanno andando a far certificare biologicamente i prodotti del Medio Campidano per coprire anche quel 30%. Sapete cosa ha creato questo discorso? Che i produttori del Medio Campidano forniscono le mense dove mangiano i bambini. I bambini sono talmente contenti che le mense non hanno più buttato niente. Prima ogni bambino lasciava più o meno metà del pasto, chissà perché i bambini hanno una percezione del gusto che noi ce l'abbiamo dimenticata appunto da quando eravamo bambini. Allora i bambini cosa hanno fatto quando c'è stato questo cambio? Non hanno più lasciato uno gnocco nel piatto, mangiano tutto e vogliono il bis e non lo possono dare perché il pediatra giustamente dice no, più di quella quantità non si può dare. E non parlare della salute poi di quello che la salute è la ricaduta nel territorio delle aziende, cioè le famiglie vedono i produttori in faccia, ci vedono, adesso lo stiamo facendo a Nuoro. Io quando ero amministratore in provincia, appena sono entrato il primo giorno della Commissione Agricoltura, ho detto dobbiamo fare questo più il mercato dei produttori locali. Poi mi sono dimesso perché mi dovevo dimettere per far entrare un altro. Quello che è entrato al mio posto sta continuando a portare avanti questo discorso. Sono riuscito a far andare gli amministratori della provincia di Nuoro a mangiare insieme ai bambini così nei tavoli dei bambini Medio Campidano. Gli ho detto andate lì che così mangiate e lo vedete che si può fare. Quindi questa cosa si può fare, dovete prendere i governanti del vostro comune all'orecchio e dirgli i nostri bambini sono il capitale più importante che abbiamo, poi vengono i soldi. Sì, ma il patto di stabilità non mi affutti in nulla. Il patto di stabilità davanti ai bambini non porta così si fa e poi si creano i mercati. I mercati li hanno già creati. Franco, quando è stato amministratore del comune di Serri, hanno riproposto il mercato di Santa Lucia che si faceva a sede in tutto il territorio. Noi a Nuoro facciamo il mercato dei produttori biologici ogni domenica, è pieno di realtà e queste realtà sono già in rete. Quindi si tratta semplicemente di, oggi è capitato, siamo qui, da domani la comunicazione sarà ovviamente raddoppiata perché ognuno di voi racconterà. Quelli di Progress o Cristiano stanno organizzando un incontro, andiamo perché sicuramente si parla di queste cose e si trovano occasioni per mangiare bene, perché alla fine dobbiamo essere felici di questo. Grazie.